Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso, intramortali, sei di speranza, fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, e qual vuol grazia, e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanzati. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura e di bontate.
Gentili signori, buonasera a tutti e benvenuti a questo concerto dedicato ai festeggiamenti di Maria Santissima. Avrete certamente capito che stasera avrò un doppio ruolo, quello di accompagnare al pianoforte i nostri artisti e quello di presentare qualcuno dei brani della serata. Serata che ha un titolo, una presenza lascia tracce, ed il motivo è giusto spiegarlo. Dovete sapere che quando parroco Don Marco ci ha invitato qui a suonare, ci siamo chiesti se fosse mai possibile festeggiare degnamente Maria Santissima con la musica che ordinariamente seguiamo, quindi con la musica classica, lirica, le canzoni, e non con la musica sacra. La risposta alla domanda, al nostro dubbio, è stata molto semplice, è stata semplice. È bastato andare in internet e guardare un po' le immagini di questa splendida chiesa, le immagini nella bellissima quadro della Madonna del Rosario, di una donna che tiene in braccio suo figlio. Cosa ha di più caro una madre se non i propri figli, la carne della propria carne? E quale madre non è contenta quando si parla bene del suo figlio? Allora festeggiare Maria Santissima significa parlare bene del suo figlio, e parlare bene del suo figlio significa parlare delle tracce che lui ha lasciato nella storia, in ogni piega della storia umana, da 2000 anni a questa parte. Ecco spiegato il motivo delle liriche con cui abbiamo inteso iniziare. Le avrete riconosciute, si tratta dei primi 21 versi tratti dal 33esimo ultimo canto della Divina Commedia, dal Paradiso di quel genio italiano che è stato Dante Alighieri. Ed ecco spiegato anche il motivo del titolo. Solo una presenza viva, vera, può lasciare tracce, può persuadere, colpire, cambiare la ragione e il cuore dell'uomo. Non un mito, non uno spirito, meno che mai un'idea, ma solo qualcosa di vivo e vero, che attraversa il tempo e lo spazio. Ebbene, per queste ragioni, il prossimo brano abbiamo scelto di prenderlo dallo sterminato repertorio dell'opera lirica. Si tratta di un'aria scritta da Giuseppe Verdi per l'Otello, che è la tragedia che conoscete, aveva scritto William Shakespeare nel 1600. Verdi scriverà quest'opera nel 1885. La preghiera che ascolterete la canta Desdemona nell'ultimo atto dell'opera. Conoscerete la trama. Otello, divorato dalla sua folle gelosia, finisce con l'uccidere la sua amatissima ed innocente moglie Desdemona. Ed è proprio Desdemona che canta quest'aria nell'ultimo atto dell'opera, come vi dicevo, dopo aver allontanato, dopo un commovente duetto, la sua cameriera. A quel punto comincia a pregare. E a chi Verdi fa pregare Desdemona? Alla maestà infinita di Dio? No. Agli angeli e ai cherubini? Neanche. A questa eccelsa creatura, alla madre di Dio, alla madre dell'autore della vita, a cui Desdemona affida la sua vita come in un abbraccio più grande, vita che oramai sente prossima alla fine. Signori, andiamo a continuare e dalla voce di Liliana Veropalumbo, dall'Otello di Giuseppe Verdi, ascoltate la preghiera di Desdemona.
programma sono Michele e Maria Fusco, rispettivamente padre e figlia, che hanno scritto questo pezzo, questa canzone, qualche anno dopo la scomparsa del grande Papa polacco avvenuta il 2 aprile del 2005. Ma San Giovanni Paolo II ci perdonerà l'irriverenza se stasera presenteremo il brano non per richiamare la sua persona, ma per richiamare qualcosa di ben più importante della sua persona, il suo ministero di Papa, quel ministero detto Petrino perché proprio il figlio di Maria l'affidò a quel tale Simone detto Pietro perché continuasse dopo di lui l'opera che lui stesso aveva iniziato. E quest'opera è l'opera della Chiesa. Ebbene, nel preparare questo pezzo ci è venuta in mente questa riflessione, che l'opera della Chiesa è ciò che fa più discutere pesantemente nella storia umana. E ci è parso chiaro il motivo. Il motivo sono i pesanti, pesantissimi limiti degli uomini che la compongono. Però, c'è un però, abbiamo notato questo e questo vale la pena dire, un qualcosa che sfida la ragione umana a cogliere un particolare evidentissimo, cioè se il figlio di Maria non avesse continuato realmente ad occuparsi di persona di quello che lui aveva cominciato, con un simile materiale a disposizione, diciamo quantomeno inadeguato per essere benevoli, la sua vita non avrebbe mai attraversato il tempo e lo spazio e raggiungere noi fino ad oggi. Quella vita che Maria Santissima ha iniziato a custodire fin dal primo istante del suo grembo. Per questi motivi, signori, ascoltate di Michele e Maria Fusco, dalla voce di Liliana Veropalumbo a Giovanni Paolo II.
Gentili signori, siamo, lo dico con soddisfazione, arrivati a Napoli, con una forse delle canzoni napoletane più belle, era De Maggio. Voglio dire due cose. La prima è che tutti gli storici della musica sono concordi nel ritenere che tutta quella che noi chiamiamo musica occidentale, musica classica, colta, popolare, di qualunque genere, esiste in Occidente perché è esistita un'altra cosa, cioè il canto gregoriano, il canto della Chiesa cattolica. Possiamo essere certi, come sono certi gli studiosi, che non ascolteremo mai la musica che ascoltiamo, non l'avremmo mai ascoltata se non ci fosse stato il canto gregoriano. E dentro la musica occidentale, la canzone napoletana brilla in una maniera particolare. Ci vorrebbero 3 concerti per dimostrare come la musica napoletana, la canzone napoletana, non è folklore così, ma è musica popolare di altissima ispirazione comica. Questo è un concerto, non è un seminario, quindi presento il prossimo brano di All'Uomo, che molti non sanno essere nient'altro che la rielaborazione di una delle canzoni napoletane più famose, Te voglio bene assai, scritta da Raffaele Sacco nel 1835 per la festa di Piedigrotta. Raffaele Sacco era un ottico e mai si sarebbe aspettato che questa canzone avrebbe riscosso un tale strepitoso successo che addirittura le cronache e i giornali dell'epoca narrano che per mesi e mesi non si cantasse altro che a Napoli, tanto che qualcuno scrisse andare via da Napoli nel 1835 e dintorni è un po' come se un angelo dicesse vado via dal paradiso, questo per dire che cos'è stata Napoli. Ebbene, andrei via da Napoli pur di non risentire più questo ritornello, tu voglio bene assai e tu non pensi a me. Ebbene, al fascino di questa canzone non si sottrasse neanche l'allora vescovo di Aversa, che poi divenne cardinale di Napoli, Sistoriario Sforza, grande cardinale che è morto in odore di santità, il quale convocò a sé Roberto Sacco e gli chiese se potesse scrivere qualche altra strofa che parlasse sempre dell'amore, ma stavolta non dell'innamorato all'innamorata, ma dell'amore di Dio a lui. Sacco non si poteva ovviamente rifiutare e scrisse una decina di strofe, di cui stasera ne ascolterete 3 dalla voce di Liliana Veropalumbo.
mamma bella, figliata dallo figlio, regina poverella, a storia attesa. Tu nobile faciste l'umana condizione quando l'upate di Cristo da te fu concezione. Gianzina a te signora l'amore s'avvampaglia e in cielo con calore stu ciore si squigna. Tu in cielo bello nome si o sole dell'amore, schizza speranza all'uomo, fontana calore. Signora così grande, mantienici la sorte, che a te non fa dimanda, vuole che scella rotta. O mamma, chi ne è bene, a te noi ci affidiamo, ma l'amore tuo ci viene prima che noi ci torniamo. Con te misericordia, io opponi ogni creatura, cancello ogni discordia, mamma di peccatura. Vergine, mamma bella, figliata dallo figlio, regina poverella, a storia attesa. Gentili signori, siamo giunti al termine della serata e non potevamo concludere con la canzone napoletana per eccellenza. Da sempre la fede cristiana ha identificato il suo Salvatore con il sole, l'astro che dà la vita sulla terra, e noi non potevamo concludere che con O Sole Mio,
una canzone scomposta nel 1898 sulle parole di Giovanni Capurro e la musica di Edoardo Di Capua. Prima di congedarci, permettetemi di ringraziare il parroco Don Marco per averci invitato e soprattutto perché col suo invito ci ha dato l'occasione di andare più a fondo alla nostra musica. Siamo dei musicisti, non siamo dei religiosi, né abbiamo una particolare inclinazione per la religione. Amiamo la vita e trascorriamo la nostra vita suonando delle note e studiando musica. E stasera, ancora una volta, ci siamo accorti che la musica che facciamo rimanda a qualcosa di più grande che una vita autentica, vera, eccezionale, che ha dato frutti eccezionali. E per questo, Don Marco, ancora le ringraziamo. E poi permettetemi di ringraziare un'altra persona che ha reso possibile questo concerto. Dovrei chiamarlo il mio direttore artistico, il mio manager, il mio, non so chi, impresario, ma non lo posso fare, non mi riesce, perché è la persona con cui da circa 20 anni condividiamo la passione e anche il sudore di portare nelle nostre terre quella bellezza che appartiene alla civiltà occidentale e in maniera del tutto speciale a Napoli. Mi riferisco al creatore della storica compagnia di teatro ed eventi, l'Arcolaio, che deve essere qui da qualche parte, il mio amico Antonio Guida. Non lo vedo, è sicuramente qui da qualche parte. Bene, permettetemi di richiamare per l'ultima volta gli artisti che hanno reso possibile la serata. In primis il Baldo Giovanotto, che ha deciso di prestare il suo tempo e la sua musica per onorare anche lui l'eccelsa signora di questa sera. Parlo del nostro flautista, ancorché mio figlio, Michele Maria Orazio. Poi permettetemi di chiamare ancora qui accanto a me l'amico, collega e maestro, il nostro tenore, Vincenzo Acanfora. Ed infine chiamo per l'ultima volta colei senza la cui presenza, posso garantirvi, non esisterebbe neanche questa serata, il nostro soprano, ancorché mia moglie, Liliana Veropaluccio. E insieme a loro consentiteci di congedarci in questa maniera, con l'augurio a voi, ma anche a noi, di poter incontrare e gustare per sempre la stessa vita di Maria Santissima, che è una presenza, che è il suo stesso figlio, presente nella storia umana da 2000 anni, presenza a cui stasera abbiamo cercato di prestare la nostra voce. Grazie a tutti. Bella
piacere concediamo un bis. Questo brano del periodo è stato scritto nel 1915, una canzone famosissima, O soldato innamorato. Ci siamo chiesti se fosse degno di stare in questo programma. Effettivamente appartiene già al tratto decadente del periodo d'oro della canzone napoletana. È un brano da spettacolo, quasi da caffè chantant, però abbiamo deciso di farlo perché nella strofa Enrico Candio e Agnello Califano, ebbene, nella strofa hanno scritto una cosa che ci ricorda una dinamica umana verissima. Quando a notte non ti vega, non ti stringi in tasti braccia, non ti passa che sta faccia. L'uomo non può vivere per qualcosa che non è presente. Il ricordo, un'idea, non appaga l'uomo. Solo una presenza vera che lascia tracce nella vita dell'uomo, dura e dura per sempre. Signori, O soldato innamorato.